Venerdì 13 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo con la cronaca, con i fatti delle ultime ore sull'omicidio di Angelo Pirri. Siamo nel messinese omicidio che è stato scoperto nella giornata di venerdì a Pace del Mela. Adesso c'è un indagato e si tratta del padre del 41enne. La procura ha disposto anche ulteriori accertamenti. Le indagini sull'omicidio di Angelo Pirri, avvenuto venerdì scorso a Pace del Mela, potrebbero essere ad un punto di svolta. La Procura di Barcellona ha iscritto nel registro degli indagati il padre del 41enne Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo, pensionato, è al momento l'unico indagato per la morte del figlio. I magistrati stanno riannodando le fila dell'indagine. Dalla dinamica pare che Pirri abbia tentato di fuggire scavalcando il guardrail dell'autostrada prima di essere freddato. Agli ultimi contatti proprio il padre sarebbe l'ultima persona ad averlo visto vivo quando lo aveva accompagnato in auto al rientro da Napoli. Cosa facesse a Napoli è quello che gli inquirenti stanno cercando di capire, se per una nuova compagna o per altro. Il 41enne si occupava di parti meccaniche e accessori per imbarcazioni da diporto. Al padre di Angelo Pirri è stato notificato un avviso di garanzia. L'ipotesi di reato è contestata e omicidio volontario. Gli è stata inoltre perquisita l'abitazione e sequestrata apparecchiature telefoniche. I procuratori Carlo Brai e Doro Esposita, sotto il coordinamento del procuratore di Barcellona Giuseppe Verzera, hanno anche disposto ulteriori accertamenti sulla salma per chiarire aspetti emersi durante le indagini. E cominciamo la lettura dei quotidiani proprio da questa notizia. Emanuela. Sì, Angelo, andiamo a vedere appunto questa svolta nell'omicidio Pirri, lo vediamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Omicidio Pirri, svolta in attesa, il padre finisce sotto inchiesta. L'ultima persona ad averlo visto vivo il 3 giugno sarebbe stato proprio il genitore. C'è un indagato, leggiamo, per la misteriosa uccisione di Angelo Pirri, il 41enne originario di Barcellona, il cui cadavere è stato rinvenuto nella mattinata del 6 giugno in un terreno confinante con la corsia, ricordiamo, dell'autostrada A20 in territorio di Pace del Mela. E si tratta proprio del padre della vittima, che si chiama Sebastiano Pirri, ha 63 anni, è un pensionato. Qui intanto vediamo la foto in prima pagina della vittima, di Angelo, trovato morto appunto con un colpo di pistola alla testa. E adesso altre notizie, ancora cronaca, una violenza inaudita, quella che ha scatenato la mano di Francesco Campagna scorsa settimana a Castelvetrano. L'autopsia ha infatti svelato che l'uomo, dopo aver stordito la moglie Mary Bonanno con una chiave inglese, le ha inferto oltre 30 coltellate. Mary Bonanno, l'insegnante di 49 anni uccisa venerdì scorso a Castelvetrano dal marito Francesco Campagna, che poi si è suicidato, sarebbe stata prima stordita con una chiave inglese e poi colpita con oltre 30 coltellate che l'hanno raggiunta in varie parti del corpo. Un accanimento ed una violenza inaudita è quanto è venuto fuori a conclusione dell'autopsia effettuata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo sul corpo della donna. L'esame autoptico disposto dalla Procura di Marsala è fondamentale per ricostruire la modalità e la dinamica dell'omicidio-suicidio che si è consumato nell'abitazione della coppia in via 4 aprile. I corpi dei due coniugi in queste ore saranno restituiti ai familiari. Si parla di funerali separati. Venerdì sera a Castelvetrano, presso la chiesa dell'Abbadia, alle 21 ci sarà una veglia di preghiera per Mary. Sabato mattina alle 10 invece sono previsti funerali in forma privata. E allora proprio con questo femminicidio, ennesimo femminicidio, proseguiamo la lettura dei quotidiani, quelli regionali. Siamo ancora sul Giornale di Sicilia, Emanuela stavolta. Sì, sempre una notizia in primo piano, in prima pagina, l'autopsia, leggiamo sul Giornale di Sicilia, svela l'orrore per Mary, 35 coltellate, la ferocia del femminicidio di Castelvetrano. L'uomo è infierito sul corpo prima di uccidersi, ricordiamo. 2 colpi in testa con una grossa chiave inglese. Fin dal primo momento si era parlato di questa chiave inglese, ma in realtà la donna è stata colpita con 35 coltellate. Sono questi appunto i primi risultati che emergono da questi esami medico-legali che sono stati eseguiti ieri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Sulla salma
di Mary Bonanno ad ucciderla il marito. La salma arriverà a Castelvetrano questa sera alle 19 e verrà accompagnata poi nella chiesa di Maria Santissima Annunziata dalle 21 alle 22:30. Ci sarà una veglia di preghiera, mentre domani alle 10 dopo l'autopsia quindi si potrà consentire lo svolgimento dei funerali. Adesso invece andiamo a Palermo perché c'è stata un'esplosione, il crollo di parte, diciamo, di un solaio di una palazzina all'Arenella, per la precisione. Una gelateria che stava proprio a pian terreno è andata completamente distrutta, stanno indagando gli investigatori, ma ci sono diverse piste, ma vediamo il servizio e poi vedremo gli approfondimenti anche sui giornali. Un boato che spezia il silenzio della notte, poi l'incendio, le fiamme, la paura. Notte di panico nel quartiere Arenella di Palermo. Un'esplosione seguita da un incendio si è verificata in questa gelateria in piazza Tonnara, coinvolto anche un edificio di 3 piani. L'esplosione, avvenuta per cause ancora da accertare, ha provocato il crollo del solaio della palazzina lacerata dalle fiamme. Una tragedia evitata. Sono state evacuate e messe in salvo 2 persone illese da 2 abitazioni dello stabile e non ci sono persone ferite. L'incendio è avvenuto nella gelateria che c'è sotto al pianterreno, solo che appunto la deflagrazione è arrivata dentro casa, nel senso che la parete della cucina si è mollata e sono caduti appunto tutto uno stivetto che c'era con i piatti, è caduto tutto a terra e poi si sono lineate un po' tutti i tetti, ma delle lineature abbastanza gravi. Tanto che io ho pensato per un primo momento, perché stavo dormendo, ho pensato che si trattasse di terremoto, però c'è stato prima un boato veramente forte. L'esplosione è avvenuta poco prima delle 4:30 del mattino ed è stata avvertita anche nei quartieri limitrofi fra Acquasanta e Vergine Maria. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, anche per effetto dell'inesistente traffico di quell'ora. Scientifica e inquirenti a lavoro per capire la dinamica, se si tratta di un cortocircuito o se possa esserci stata una mano esterna a provocare l'esplosione. Stamattina si fanno anche altre ipotesi, come diceva anche lo stesso Marco nella parte finale del servizio. Sì, lo scrive il Giornale di Sicilia, c'è l'ombra del racket sulla gelateria esplosa. Pochi dubbi, per i vigili del fuoco non sarebbe stato un incidente appunto a distruggere la palazzina dell'Arenella. Si battono tutte le piste, il titolare intanto dice sono sconvolto, abbiamo perso tutto. Secondo le prime valutazioni lo scoppio sarebbe un pesante avvertimento, quindi sicuramente se così fosse c'è dietro la mano dell'uomo e soprattutto ci potrebbe essere anche qualcosa legato anche all'attività, quindi nel cuore della notte appunto un'esplosione semina danni e paura all'Arenella, sventra una palazzina e fa piombare il quartiere nel terrore di una ripresa di azioni criminali in grande stile, perché la deflagrazione che ha spazzato via la gelateria Dolce Brivido ha lasciato senza casa 2 uomini e ha tutti i contorni appunto di un attentato. Quindi insomma il Giornale di Sicilia sembra quasi non avere dubbi su quella che potrebbe essere la pista appunto degli inquirenti, quindi un attentato, comunque un atto intimidatorio. Adesso siamo a Catania, denaro, viaggi e regali per promuovere protesi acustiche. È stata scoperta dalla Procura di Siracusa un vero e proprio meccanismo di corruzione che ha portato all'iscrizione di 22 persone nel registro degli indagati. Tra questi anche i vertici del reparto di otorino-laringoiatria del Policlinico di Catania. Denaro contante, viaggi e cene, arredi e attrezzature per gli studi privati offerti a medici e sanitari compiacenti, pur di aumentare la clientela e dunque l'arricchimento della Microfon, la ditta siracusana che fornisce strumenti e protesi acustiche tra Siracusa, Catania e Ragusa. L'inchiesta della Procura di Siracusa, retta da Sabrina Gambino, ha scoperchiato un sistema che svelerebbe un patto tra imprenditori e medici, dove la salute delle persone diventa lo strumento del business.
e che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 22 persone, tra i quali, come si legge sul quotidiano La Sicilia, anche noti medici del Policlinico di Catania, dell'unità operativa complessa di otorino-laringoiatria, Igola Mantia, ex presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Luigi Maiolino e Pasquale Albanese, e ancora l'otorino Raffaele Azzaro. Tra gli indagati anche il primario del Gravina di Caltagirone, Salvatore Ransisvalle, Pasqualino Monea, primario del Santissimo Salvatore di Paternò, e Leila Pintaldi, che opera negli ambulatori dell'ASP. In cambio dei regali promessi dai fratelli siracusani Angelo e Giuseppe Violante e dal cognato Paolo Allibrio, titolari della Microfon, avrebbero attuato comportamenti che arrivavano anche ad attestare in alcuni pazienti falsi problemi di udito per giustificare le forniture acquistate. Come da patto, il denaro in contante sarebbe stato il 15% sugli incassi per i dispositivi venduti, ma tutto è ancora da dimostrare in un'inchiesta che è dichiaratamente solo all'inizio e che promette altri risvolti ed eventuali conferme alle ipotesi investigative. Allora, vediamo se ci sono risvolti, ulteriori risvolti a questa inchiesta stamattina. Se ne occupa appunto La Sicilia, vediamo la cricca delle protesi acustiche, i summit per agganciare i clienti, indagine per corruzione, ricordiamo, per gli investigatori è Siracusa l'epicentro del patto tra ditta e medici, e andiamo a vedere appunto il fulcro, leggiamo, centrale del patto ditta medici sarebbe stato individuato dalla procura nella filiale di Siracusa della Microfon. Qui si sarebbero svolti i summit organizzativi tra i fratelli Violante, il cognato Paolo Allibrio e gli altri dipendenti che sarebbero stati consapevoli del sistema messo in piedi per garantirsi un numero consistente di fornitura di protesi. Nelle riunioni sarebbero state addirittura predisposte le bustarelle poi da elargire ai pubblici ufficiali. Vedo che c'è anche una rettifica rispetto a un nome che era comparso probabilmente tra le indagate, perché è un caso di omonimia. È stato ratificato appunto che l'indagata Maria Puglisi è di Siracusa e svolge l'attività professionale di audiometrista e non è Maria Puglisi, logopedista invece di Avola, centro della provincia siracusana. Quindi insomma andava precisato anche questo particolare. Adesso ci occupiamo della sanità, una sanità che in Sicilia arranca in difficoltà a causa delle lunghissime liste di attesa che sono inaccettabili, poi gli esami che vengono svolti in ritardo. Per questo motivo a Palermo domenica prossima ci sarà anche una manifestazione che è stata organizzata dal Movimento 5 Stelle, saranno in piazza. Ieri ha parlato l'assessore proprio alla sanità Faraoni. Non accenna a spegnersi la polemica sulle liste d'attesa nella sanità siciliana. Non passa giorno senza una nuova denuncia di esami clinici prenotati con ritardi da 6 mesi anche ad 1 anno e di episodi inaccettabili. L'ultima vicenda viene da Siracusa, dove una PET per un presunto tumore è stata prenotata a 6 mesi di distanza. Si tratta di un esame da eseguire entro 10 giorni secondo la prescrizione. Una simile distanza potrebbe essere già troppo tardi per affrontare la malattia efficacemente. Una situazione complessa a fronte della quale l'assessore alla sanità ieri ha convocato tutti i manager di ASP e ospedali. Ieri è stata una riunione operativa come quella che facciamo periodicamente con i nostri direttori generali, sanitari, amministrativi e che naturalmente dà però la misura di un impegno costante a monitorare e a verificare il percorso che stiamo facendo. Ma vertici a parte, il sistema è in difficoltà, bisogna fare qualcosa per ridurre queste liste d'attesa a tempi ragionevoli. Abbiamo, è vero, un impegno nel riformulare le liste d'attesa che probabilmente devono essere liberate da quella che è l'aggravio derivante da una inappropriatezza, ma siamo qui a volere con la ferma determinazione di dare il meglio. L'assessore ammette ritardi dovuti in parte, dice, anche alla pandemia, ma non soltanto a quella. Ora stiamo correndo per portare tutta la nostra organizzazione nella sua migliore capacità di dare la risposta alla gente. Poi lascia partire la polemica all'indirizzo dei 5 Stelle che preparano una grande manifestazione per domenica in Sicilia e sottolinea come troppo spesso dietro agli attacchi al sistema sanitario ci siano anche interessi di natura politica. Allora, il tema della sanità è sempre un tema scottante, sempre attivo e presente, non solo, diciamo, nella polemica politica.
Sì, allora andiamo a vedere intanto la Gazzetta del Sud. Ieri appunto è stato firmato questo protocollo d'intesa a Palazzo d'Orléans per prevenire ogni rischio di infiltrazione mafiosa nella progettazione e costruzione di nuovi ospedali. Il titolo è Legalità e lotta alla corruzione, guardia alta per la sanità dell'isola. In questo contesto ha parlato appunto l'assessore Faraoni che ha toccato tanti temi, tra cui quello delle liste d'attesa. Lei ha detto: vogliamo riformulare tutte le liste d'attesa che devono essere liberate da quello che è l'aggravio derivante da una inappropriatezza. Noi siamo qui per volere con ferma determinazione il meglio, ma naturalmente ci sono anche le polemiche, le denunce che arrivano, come abbiamo sentito anche nel servizio, in questo caso dai 5 Stelle, nella persona di Carlo Gilistro, a proposito di un uomo che doveva sottoporsi ad una PET, ma questa PET doveva essere effettuata dopo 6 mesi. Questi i tempi appunto per un uomo che aveva un sospetto tumore. Allora lo andiamo a vedere anche sulla Sicilia di oggi. È il titolo: 6 mesi per una PET. Non è vero. La denuncia di Gilistro, Movimento 5 Stelle, sospetto tumore da Siracusa, esame a Palermo. Ma l'assessore Faraoni dice nessun ritardo, ma errore nella prescrizione, perché la visita in realtà è il 18 giugno. Quindi a quanto pare questa vicenda dei 6 mesi non è vera. Però ricordiamo che insomma abbiamo avuto degli esempi, tra l'altro abbastanza recenti, di liste di attesa di tantissimi mesi. Non dimentichiamo la situazione, anzi il terremoto che ha travolto l'ASP di Trapani, per il quale poi si è dovuto dimettere anche il manager. E adesso c'è un commissario. Esattamente, quindi tra l'altro esami, referti istologici che sono arrivati con un ritardo immenso e che hanno dimostrato che tante di quelle persone che attendevano poi alla fine avevano realmente delle neoplasie e dei tumori. Possiamo continuare con la rassegna per andare a chiudere? Continuiamo. Allora, intanto ripartiamo dal Giornale di Sicilia, la prima pagina, perché c'è questa notizia: una pornostar online intascava il reddito di cittadinanza. Palermitana denunciata per non aver dichiarato i guadagni a luci rosse, quindi formalmente risultava disoccupata, senza un lavoro e quindi veniva aiutata con il sussidio. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo. In alto, case occupate allo Sperone, scatta lo sgombero anche per effetto delle nuove leggi. Il parroco del Rione: quegli alloggi ospiteranno una biblioteca, dateli a chi non ha un tetto. E poi un giorno di festa per i bimbi invece allo Zen. Vediamo invece il titolo è più importante: fondi bloccati dalla burocrazia, a rischio l'assistenza ai più fragili, verso lo stop i servizi per disabili, gli anziani e i minori. Questa è la denuncia della CGIL. E poi la beffa di Comiso, si parla dell'aeroporto di Comiso, rinviato il rilancio appunto di questo scalo di cui si è parlato tanto, soprattutto in vista della stagione turistica. Andiamo a vedere qualche approfondimento. E allora, intanto i comuni che non spendono servizi sociali a rischio pagano sempre i più fragili. Una direttiva dell'assessorato alla famiglia avverte che non possono essere trasferiti nuovi fondi se non vengono usati quelli già erogati. Verso lo stop quindi l'assistenza a minori, anziani e diversamente abili, la CGIL dice: segnalammo il problema alla Regione. Ancora restiamo su Repubblica Palermo, velocemente faccio vedere anche una notizia di spettacolo, perché ieri a Taormina è stato il giorno di Martin Scorsese. Scorsese fa il siciliano, un film sulle mie origini. Alla Rush invece elogia Tornatore. Al Festival di Taormina il regista saluta la folla dicendo: sono uno di voi. Lipari poi strappa risate sull'autostrada per Catania. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Vediamo anche qui Martin Scorsese al Tao Film Fest, il siciliano. Martin Scorsese: il cinema racconti sempre la verità. Ma vediamo anche le altre notizie.
questa fotonotizia, lo strazio. Bari, carabiniere di 59 anni ucciso nel suo ultimo giorno di lavoro. L'inizio della carriera è avvenuta a Palazzolo Acreide nel Siracusano. Quindi vediamo velocemente appunto a pagina 2 questa notizia, la curiosità, il primo incarico del brigadiere Carlo Le Grottaglie, che ormai era alla vigilia della pensione. Il primo incarico fu da ventenne nella stazione di Palazzolo Acreide. Appunto alla notizia della sua scomparsa sono stati tanti i messaggi di chi lo conosceva proprio in Sicilia, aveva avuto modo di lavorare anche con lui. Grazie Emanuela, fra poco da te per le notizie nazionali e internazionali. Stamattina c'è tanto veramente che arriva dall'estero, soprattutto nelle ultime ore dopo questo attacco israeliano sull'Iran e Teheran in particolare, ma intanto lo vedremo fra poco. Vi do un aggiornamento che riguarda la nostra regione. Beni per 500.000 euro sono stati confiscati dalla DIA di Caltanissetta ad un imprenditore che è ritenuto vicino alle cosche di Gela. Gli accertamenti sono stati disposti in seguito ad un incremento spropositato della sua ricchezza, legato presumibilmente ad attività illecite. E ora, come ogni mattina, è il momento di collegarci con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno all'assistente capo coordinatore Salvatore Furnari, ci parla da Catania. Buongiorno. Buongiorno dalla Polizia Stradale, centro operativo compartimentale Sicilia orientale. Nella giornata odierna sulla grande viabilità della Sicilia orientale segnaliamo soltanto dei rallentamenti legati al traffico intenso. Questi qui interessano la tangenziale ovest di Catania, direzione sud tra Paesi Etnei e Mister Bianco. E la A18 diramazione viale Mediterraneo nel tratto compreso tra Canalicchio e via Vincenzo Giuffrida. Sulla A01 Catania-Siracusa abbiamo degli altri rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per i lavori di ammodernamento della galleria San Demetrio, quindi nel tratto compreso tra Passo Martino e Lentini e viceversa. Passiamo alle chiusure. Per quanto riguarda appunto le chiusure, sarà chiuso lo svincolo Zia Lisa della tangenziale di Catania per chi proviene dalla A19, limitatamente alla rampa in direzione Messina. Tutto questo, questa chiusura avverrà nella fascia oraria dalle 9 alle 18. Concludiamo ricordando loro che si metteranno in viaggio nel fine settimana di preventivare la possibilità di imbattersi in rallentamenti e code, soprattutto da e verso le località balneari. Raccomandiamo quindi di acquisire informazioni in tempo reale relativamente al traffico, anche attraverso le molteplici app e i social disponibili, cercando di evitare gli orari di punta per l'esodo ed il controesodo. Con questo è tutto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, buon fine settimana a tutti e buona guida. Grazie come sempre alla Polizia Stradale, al compartimento Sicilia orientale. Con noi stamattina c'era l'assistente capo coordinatore Salvatore Furnari. Ci ritroveremo lunedì con le informazioni sul traffico e la viabilità, ma intanto vediamo cosa succede in tempo reale in questo momento sulla città di Catania. Qui siamo sulla circonvallazione, stamattina decisamente molto più fluido, percorrenza piuttosto diciamo, senza ingorghi, diciamo così, sulla circonvallazione in via Lodorico da Pordenone. Ora andiamo invece in via Vincenzo Giuffrida. La situazione anche qui è di, diciamo, di grande serenità, diciamo, da un punto di vista del traffico. Le auto si fermano ai semafori pedonali, ma non ci sono gli ingorghi che solitamente a quest'ora, all'ora di punta, si registrano. Adesso invece vi offriamo anche un'immagine, se la prepariamo, del vulcano Etna. Eccolo qui, l'immagine che ci mostra per l'appunto la maestosità dell'Etna. Situazione serena, stamattina non ci sono particolari criticità anche dai, diciamo, crateri sommitali. Prima di fermarci vi do un aggiornamento dalle agenzie. Un 18enne di Palermo è stato fermato dalla polizia che indaga su un tentato omicidio avvenuto nel marzo nel quartiere Zen. Il fermato avrebbe colpito con 6 fendenti e ora deve rispondere di tentato omicidio. Il giovane all'epoca dei fatti era minorenne. Il tentato omicidio si verificò alla culmine di una sorta di faida tra le famiglie della vittima e anche dell'aggressore.
Adesso ci fermiamo, andiamo a fare la prima sosta della nostra mattinata e fra poco ci sarà la rassegna stampa nazionale con Emanuela Corsi. Dei quotidiani nazionali, ma prima di andare ai quotidiani nazionali con Emanuela Corsi andiamo online perché ci sono notizie delle ultime ore. Sì, ci sono degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, Angelo, perché sui quotidiani, insomma, quando hanno chiuso le prime pagine si parlava di un possibile attacco da parte di Israele nei confronti dell'Iran, ma questo attacco è avvenuto durante la notte, possiamo dire orientativamente erano le 2 di notte ora italiana, e quindi siamo sul sito dell'Agi, vediamo ondata di attacchi israeliani appunto contro l'Iran, colpiti siti nucleari e militari. L'aeronautica di Tel Aviv ha portato avanti nella notte almeno 5 diverse operazioni su 8 città, tra cui anche Teheran. La replica del governo: pagherete a caro prezzo. E poi intervengono gli Stati Uniti che dicono noi non siamo coinvolti. L'attacco ricordiamo, di Israele, dell'IDF, è più che altro volto a un obiettivo, quello che è il programma appunto nucleare dell'Iran, di cui si è parlato tanto nelle ultime ore. Andiamo a vedere anche sul sito dell'ANSA, quindi minuto per minuto possiamo dire tutto quello che è accaduto. Alle 2:30 vediamo l'ANSA scrive, batte questa notizia, gli Stati Uniti appunto che dicono nessun coinvolgimento negli attacchi, ma Trump convoca subito il governo. Intanto poi sempre nella notte Israele chiude lo spazio aereo, nessun volo da e per Tel Aviv. Naturalmente la paura adesso è che ci possa essere un contrattacco da parte. Posso confermare che sarebbe partito un contrattacco verso Israele, un contrattacco con diciamo dei droni, almeno queste sono le indicazioni che arrivano dalle agenzie. Vedremo un attimino, cercheremo di aggiornare che cosa sta succedendo in tempo reale. È una situazione tutta in divenire naturalmente, quindi che potrebbe cambiare ed evolversi minuto dopo minuto. Naturalmente è un'escalation di guerra che va ad aggravare ulteriormente quella che è la situazione sempre più precaria e delicata in Medio Oriente. Comunque l'IDF questa notte ha diramato una serie di allarmi sui cellulari proprio degli israeliani per avvertirli di possibili missili dall'Iran, quindi la popolazione è stata avvisata durante la notte per quanto riguarda appunto una possibile controffensiva da parte dell'Iran. Ci sono anche delle reazioni forti, non so se hai la possibilità di vederle. Vediamo intanto cosa riporta il sito dell'ANSA, quali sono anche le ultime. Cosa vedi tu sull'ANSA? Le reazioni di Trump, dice l'Iran non può avere una bomba nucleare, questo dice il Presidente degli Stati Uniti, le dichiarazioni che vengono riportate. Poi ti posso anche dire che il ministro degli esteri Tajani ha convocato una riunione ed è in corso alla Farnesina una riunione per chiaramente monitorare la crisi, mentre invece l'esercito israeliano conferma che droni dall'Iran sarebbero in arrivo tra 3-5 ore, possibile anche dei missili. Questo è quanto dice l'esercito israeliano, che prevede per l'appunto oltre 100 droni lanciati dall'Iran, quindi la situazione è tutta in evoluzione. Lo vediamo infatti nel titolo in grande: Israele attacca l'Iran, gli Stati Uniti noi non coinvolti, e Teheran appunto che lancia i 100 droni nel mirino, dice l'IDF, più di 100 obiettivi, e Trump che convoca, abbiamo già visto, abbiamo letto. Anche la Meloni ha convocato una riunione di governo sulla crisi in Iran. Sì, poi ci sono anche già dei riflessi per quanto riguarda il prezzo del petrolio.
petrolio, per esempio, lo vediamo, una notizia delle 8:04, in forte rialzo e arriva a 73,48 anche il gas. dollari al barile, e poi a seguire anche il gas in rialzo del 4% dopo l'attacco in Iran. Quindi insomma una situazione che avrà delle conseguenze importanti in tutto il mondo, sotto tutti gli aspetti, non solo quello della sicurezza ma anche sotto il profilo economico. Intanto, se abbiamo qualche minuto, vediamo anche altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani, quindi vediamo anche cosa è successo nelle ore precedenti. Intanto in primo piano su quasi tutte le prime pagine c'è questo incidente aereo, drammatico incidente aereo in India, schianto dopo il decollo, più di 290 vittime, c'è solo un sopravvissuto, salvo il passeggero del posto 11A che racconta i corpi intorno a me. Ma poi c'è anche l'altra notizia di cui si parla tanto oggi, che è l'uccisione, siamo nel nostro paese, del carabiniere appunto alla vigilia della pensione, l'inseguimento e gli spari, muore anche un rapinatore. Mentre nel mondo si combattono delle guerre, la guerra in Ucraina e poi questa nuova escalation di guerra in Medio Oriente, però intanto c'è il pressing della NATO per quanto riguarda le spese militari dei paesi che fanno parte appunto della NATO ma anche dell'Unione Europea, le richieste NATO su spese e difesa, i paletti di Meloni, la leader. Poi dice: io e Trump ci capiamo. Ricordiamo che le spese militari dovrebbero arrivare al 5% del PIL, questo è quello che vorrebbe la NATO, partendo da un 2%. Andiamo a vedere la Repubblica, anche qui tragedia in India, l'aereo che precipita sulle case, e poi appunto la notizia, Iran, la sfida nucleare, ma abbiamo visto cosa è accaduto nelle ultime ore. Avvenire, costi atomici, anche qui insomma è una notizia di qualche ora fa, perché abbiamo visto che Israele, l'IDF, ha attaccato appunto diversi siti nucleari in Iran e anche Teheran. Poi vediamo la stampa. L'Unione Europea si riarmi prima che sia tardi. In Medio Oriente appunto venti di guerra che purtroppo confermano quelle che sono le previsioni. E poi abbiamo detto che ieri era il giorno di Martin Scorsese al Tahoe Film Festival. Oggi la stampa gli dedica questa fotonotizia perché durante il suo incontro con la stampa lui ha rilasciato anche delle dichiarazioni contro Trump, quindi diciamo dichiarazioni non squisitamente di cinema ma anche di politica americana. La mia America feroce, parla il regista di origini italiane Scorsese. A Los Angeles intanto caccia ai migranti, 2000 gli arresti. Forse siamo fuori tempo, Massimo. Siamo fuori tempo, soltanto un aggiornamento perché l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dopo l'attacco che c'è stato in Iran da parte di Israele, dice che non c'è stato nessun aumento dei livelli di radiazione, fino a questo momento non è stato osservato nessun aumento di radiazioni nucleari. Grazie Emanuela, torneremo da te magari più avanti e cercheremo magari di fare aggiornamenti proprio su questo attacco e su quello che sta succedendo con la reazione chiaramente di Teheran. Adesso vediamo le previsioni meteo e dopo i primi ospiti della giornata. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale africano insiste sull'Italia, determinando un venerdì stabile e ben soleggiato quasi ovunque, salvo dei locali disturbi tardo pomeridiani sui settori alpini. Il clima sarà molto caldo ovunque, anche in Sicilia. Avremo una giornata ben soleggiata con ventilazione debole di brezza o al più moderata dei quadranti settentrionali, con mari in prevalenza poco mossi. Dal punto di vista termico toccheremo punte di 32-33 gradi sui settori interni, qualche grado in meno lungo le aree costiere, specialmente quelle tirreniche. Poi anche nel weekend la situazione non cambia, dominio assoluto dall'anticiclone, dunque giornata di sabato ben soleggiata, con al più qualche annuvolamento soltanto sui rilievi etnei nel pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie o in lieve ulteriore rialzo, con punte fino a 34-35 gradi sui settori interni pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree,
L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ritrovo con piacere Antonio Leonardi, buongiorno, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, e do il benvenuto in questo studio ad Emilio Grasso, che è il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania. Buongiorno a voi, perché parliamo dei giovani che sono protagonisti di un progetto importante, un progetto che riguarda l'alimentazione, sì, ma riguarda anche e soprattutto la sicurezza, perché mi pare che questi ragazzi incominciano a prendere coscienza di quella che è la sicurezza nei luoghi di lavoro, nella vita quotidiana, e allora li avete coinvolti. Sì, lei già infatti ha citato alcune tematiche. Noi ormai da un po' di anni sviluppiamo questi progetti di integrazione tra le due mission, la mission educativa della scuola e la mission della prevenzione e della promozione della salute, che è tipica della sanità e dell'azienda sanitaria. E unendo queste due mission, appunto, diffondiamo, promuoviamo i valori, concetti di corretti stili di vita, di sicurezza negli ambienti di vita, di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, degli screening, della tutela ambientale, che sono tutte le tematiche e tante altre della prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione. In particolare questo progetto che abbiamo realizzato recentissimamente riguardava proprio la diffusione dei concetti di prevenzione nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni e prevenzione delle malattie professionali. E abbiamo appunto coinvolto le scuole in maniera stavolta anche diversa, cioè nel senso che abbiamo fatto sì che i ragazzi diventassero i protagonisti, fossero loro a diventare promotori di salute e sicurezza. Allora proprio per questo motivo chiamo in causa il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di Catania, perché com'è stata questa risposta dei ragazzi? Oggi si dice il feedback, no? Cosa è tornato indietro? Cosa avete ricevuto da questi giovani? Diciamo che è stata oltre le aspettative, nel senso che davvero i ragazzi sono impegnati tantissimo, e a seguito del concorso bandito dall'ASP, che comunque collabora con noi attivamente ogni anno, devo dire che i ragazzi hanno partecipato non solo attivamente, ma hanno fatto dei prodotti, hanno prodotto qualcosa che davvero che va oltre le aspettative, nel senso che comunque sia nelle varie categorie, sui prodotti multimediali, per quanto riguarda i video, per quanto riguarda anche la letteratura, nel senso che comunque anche delle poesie particolari incentrati sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, davvero ci hanno sorpresi. Insomma, ragazzi che hanno risposto a 360 gradi, la poesia, la canzone, sì, l'innovazione tecnologica, quindi insomma hanno dato contributi su ogni aspetto, su ogni, diciamo, possibilità. Il concorso prevedeva appunto quattro tematiche in cui i ragazzi potevano cimentarsi a seguito dell'approfondimento a scuola, ed erano appunto i prodotti artistici, i prodotti multimediali, i prodotti tecnologici e gli elaborati scritti. Su ognuno di questi abbiamo imparato una cosa fondamentale: i ragazzi sono fantastici, ci hanno insegnato a noi alcuni valori della sicurezza. Ma perché hanno idee? Diciamo che sono da copyright, nel senso che comunque qualche prodotto davvero meritava di essere... Anche perché i ragazzi coinvolti sono stati tanti, 800 circa. 800, abbiamo 21 istituzioni scolastiche. 21 istituzioni scolastiche con 80 progetti presentati, che poi sono stati appunto premiati. Ce ne sono stati 4 premiati, uno che riguardava il monologo, un altro la poesia, l'innovazione tecnologica. Insomma, c'è stato veramente... Comunque bravi ragazzi, ma bravi anche i docenti che l'hanno seguito. Adesso volevo arrivare proprio a questo aspetto, nel senso che i ragazzi danno le idee, però arrivano preparati al momento di presentare poi quello che è il loro progetto. Assolutamente, perché i docenti sono preparati anche per questo, nel senso che comunque fanno formazione. Devo dire che la prevenzione si inserisce nell'ambito dell'educazione civica. Le linee guida sono dall'anno scorso proprio per promuovere la cultura della prevenzione, che rispetto alle regole non è solo fine a se stesso, ma comunque sviluppa il pensiero critico dei ragazzi. Attraverso questo i docenti riescono anche a stimolare i ragazzi ad assumere questa consapevolezza. Dottore Leonardi, tutti questi materiali sono confluiti in una sorta di quaderno.
Sì, esattamente. Noi avevamo già realizzato un quaderno multimediale per far sì appunto che i docenti diffondessero ai ragazzi i concetti della sicurezza e poi i ragazzi appunto diventassero protagonisti. Questo quaderno adesso invece viene implementato con tutti questi prodotti multimediali, video, brani letterari e così via, per diventare sempre più un ebook, e già lo è, e poter essere utilizzabile in tutte le scuole, in tutti gli istituti, ovviamente gratuito, si può trovare nei nostri siti, e diventare uno strumento efficace di diffusione della cultura della sicurezza da parte dei docenti ai ragazzi, con tecnologie nuove, con utilizzo dell'interattività, della multimedialità, dei video, perché così il ragazzo riesce ad essere anche attento, altrimenti il ragazzo dopo 5-10 minuti lo perdiamo. Si distrae. E la cosa importante che voglio dire è che non c'è strumento migliore del ragazzo che acquisisce questo valore della sicurezza a scuola e lo porta in famiglia, lo porta ai genitori, perché dicendo al genitore che sta andando magari a lavorare: guarda, oggi mi hanno insegnato come utilizzare la mascherina, le cuffie o gli altri dispositivi di protezione individuale o le misure di sicurezza, guarda che quando si sale su un ponteggio c'è sono un vettore di informazione fondamentale, un vettore straordinario su cui noi crediamo molto e cercheremo con questo di abbattere il muro degli infortuni e delle malattie professionali. Torno di nuovo dal professore Grasso, perché le volevo chiedere, visto il successo di questa iniziativa, lei diceva prima che questo tipo di attività curriculare è inserito nell'educazione civica, diciamo nei prossimi anni scolastici pensate ulteriormente di approfondire e allargare questo tipo di esperienze? Assolutamente, noi siamo sempre disponibili con l'azienda sanitaria provinciale a far sì che comunque non solo nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro, ma anche in altri campi come quello dell'educazione alimentare, ad esempio, o ancora sull'uso corretto dei farmaci. Abbiamo avuto quest'anno anche una campagna di alfabetizzazione sanitaria in cui hanno partecipato tante scuole e che ha riscosso anche particolare successo. Quindi per noi è particolarmente importante nell'ambito appunto dell'educazione civica inserire questa possibilità di approfondire queste materie, perché fanno bene non solo al ragazzo, ma ovviamente è vettore anche nei confronti delle famiglie e quindi investe una platea di destinatari particolarmente importanti. E io le volevo chiedere, adesso magari avrà dei dati lei, hanno avuto tutti lo stesso grado, diciamo, di interesse, oppure alcuni istituti hanno mostrato un interesse maggiore, che ne so, per il monologo o qualcun altro per la poesia, oppure gli istituti tecnologici, quelli tecnici, si sono prestati più alle innovazioni? Insomma, c'è stato questo tipo di, che ne so, il liceo classico si è indirizzato verso la poesia, faccio un esempio? Ma diciamo che tutti sono stati un po' eterogenei, nel senso tutti hanno partecipato, ovviamente qualcuno era particolarmente più indirizzato in un determinato settore, a seconda anche i docenti che li guidavano. Però devo dire che ci ha sorpreso anche addirittura una canzone, mi pare, una canzone in stile rap, diciamo, in stile rap, molto... che è stata particolarmente importante, quindi è davvero nell'ambito artistico, ma anche dal punto di vista anche proprio espressivo dei ragazzi, è stata davvero fantastica. Una canzone, fai la differenza. Fai la differenza, esattamente. Con la canzone si comunica forse in maniera diretta ai giovani, si arriva subito. Assolutamente sì. Certamente il monologo è stato da una ragazza di un liceo classico, quindi ognuno per le proprie competenze. Il robot, perché c'è chi ha istituti tecnici, tecnico, però la canzone arriva a tutti. La canzone arriva a tutti quanti. Una ultima osservazione con il dottore Leonardi, perché anche la Sicilia è presente nella Commissione nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e lei ne fa parte di questa commissione. Cosa possiamo dire? Che cosa punta? Che cosa vuole fare? Ecco, la commissione alla commissione degli interpelli, c'è la commissione fondamentale perché riguarda tutti i dubbi che vengono proposte dalle regioni, dai ministeri, dalle associazioni di categoria, eccetera, sull'applicazione delle norme, sui concetti anche dei controlli, della vigilanza, della prevenzione, e noi siamo chiamati a rispondere a queste, interpretando correttamente la normativa, perché non è così semplice, perché poi chiaramente spesso i
le aziende, i datori di lavoro hanno bisogno di approfondimenti, eccetera. Quindi c'è una commissione che deve dare linee di indirizzo all'attuazione delle misure di sicurezza e delle norme di sicurezza. Prima di chiudere, l'abbiamo accennato, l'ha fatto anche il direttore dell'ufficio scolastico, diciamo, regionale nella sede di Catania, cioè le iniziative continueranno. Che cosa sta preparando l'ASP? Beh, questo mi hanno insegnato che non possiamo spoilerare. Non possiamo spoilerare tutto. Ma sì, allora sicuramente con le scuole continueremo, per esempio intanto continueremo a realizzare un'altra edizione di questo concorso, sicuramente anche più allargato, anche di altre iniziative che possono riguardare appunto altri aspetti come l'uso corretto degli antibiotici, che è stato questo prodotto, tutto questo vari che rientrano nel piano nazionale della prevenzione. Stiamo lavorando al nuovo piano nazionale della prevenzione e sicuramente vedremo insieme unite le forze educative e della prevenzione anche nel prossimo anno. Con i ragazzi si può costruire un futuro importante. Sì, grazie allora alla dottore Antonio Leonardi, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, grazie anche al professore Emilio Grasso, che è il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, ambito territoriale, quello di Catania. Ci rivediamo per altre iniziative, vi aspetto. Grazie per essere stati con noi. Ci fermiamo appena un attimo e poi torniamo per parlare di medicina e cercheremo di capire quali sono i problemi, se ci sono soluzioni, che cosa si può fare, ma soprattutto dobbiamo mettere in guardia chi non si affida ai professionisti quando deve effettuare un intervento che potrebbe anche sembrare di routine, ma poi, come la cronaca ci insegna, possono avvenire delle grandissime e immani tragedie. A fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. In studio qui con me c'è il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Alfio Saggio. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. In collegamento, buongiorno a Giampaolo Marcone. Buongiorno. Buongiorno dottore Gagliano, buongiorno presidente Saggio. Che è il presidente della commissione Albo Odontoiatri di Catania. Allora, stamattina cerchiamo di capire come sta la sanità catanese, siciliana. Comincio dal presidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Da dove vuole che cominci? Da dove vuole? Perché... No, la sanità non sta bene, ma questo non si può dire diversamente. Però sta diventando un luogo comune ormai che il pubblico non funzioni più. Questa è una cosa che dobbiamo un pochettino chiarire meglio, perché effettivamente ci sono delle problematiche, ci sono delle criticità, però si sta esagerando in questa fuga dal pubblico, specialmente per quanto riguarda il discorso dei tempi di risposta del pubblico, eccetera. Quindi se vogliamo esaminarle in modo chiaro, ci sono delle problematiche importanti che si potrebbero risolvere se ci fossero più risorse. Questo è il discorso. Quindi la chiave... Sì, la chiave è questa. Una delle chiavi. Una delle chiavi è questa. E fra l'altro devo dire che il governo aveva fatto, il ministro, che fra l'altro è un medico, aveva fatto una diagnosi corretta. Che ci voleva un'assunzione record di personale per poter risolvere il problema, anche delle liste d'attesa e dei vuoti negli ospedali. Quindi un reclutamento di medici importante e l'aveva comunicato al ministro dell'economia, il quale gli ha detto che non c'erano risorse e ha rimandato il tutto al 2026. Quindi lei si immagini che facciamo una diagnosi, io facevo il chirurgo, di peritonite e diciamo ti opero l'anno prossimo, il malato qualche problema lo può avere. Sicuramente. Quindi la diagnosi è stata fatta bene e molto circostanziata, quindi bisogna fare questo come primo atto, cioè fare un piano straordinario di assunzioni e anche, dobbiamo dirlo, cercare di migliorare gli emolumenti che sono effettivamente rispetto al resto dell'Europa molto distanti. Vorrei andare a sentire Giampaolo Marcone perché dicevamo all'inizio cerchiamo una cura, ne stiamo parlando con il presidente dell'Ordine Alfio Saggio, però molto spesso cosa c'è? Sfiducia quando un paziente, anziché rivolgersi ad un studio, a dei professionisti,
va a cercare su internet magari la possibilità di risparmiare e magari mettendo a rischio la propria salute, perché di fatti di cronaca ormai se ne susseguono tanti, studi che non sono autorizzati, studi chiusi da tempo che invece operano come se nulla fosse, scarsa prevenzione, scarsa possibilità poi di risolvere quando la situazione si fa drammatica. Che cos'è? Si vuole risparmiare poi? E appunto, veda dottore Gagliano, tutto nasce da circa 20 anni fa, quando si è voluto, diciamo, per assecondare una normativa europea, parlo della legge del libero concorrente, del libero mercato, si è voluto, diciamo, sottoporre la sanità alle stesse regole del commercio. Faccio l'esempio dell'ultimo caso di cronaca a Catania, della chiusura degli studi Visodent, dove si è messo in evidenza come, oltre al danno economico, pazienti che pagavano trattamenti e non sono mai iniziati, lasciati in asso durante la cura, addirittura trattamenti urgenti non completati, hanno determinato un serio danno sanitario a questi pazienti. Naturalmente questo ci porta a una grande riflessione. Si può mai equiparare un'attività medica e quindi odontoiatrica alla stessa stregua di un'impresa, con le stesse norme delle regole della domanda e dell'offerta, senza capire che la nostra è una professione intellettuale, una professione che si basa sulla cura della persona e naturalmente che deve rispettare determinati requisiti, quali la qualità, l'etica, la deontologia, cosa che spesso in queste strutture non avviene. Cioè abbiamo affidato la sanità alle società commerciali. E quindi... Questo hanno una finalità di lucro e di guadagno. Sicuramente non sono paladine del diritto alle cure. Però di contro, cosa voleva aggiungere? Volevo aggiungere questo, che proprio su questa scia con Giampaolo Marcone, noi come Ordine Medici di Catania e degli odontodiatri abbiamo una proposta, cioè che questo tipo di strutture che sono, come diceva il dottor Marcone, estremamente ormai impostate sul commerciale, devono essere impostate diversamente, devono essere considerate studi associazioni tra professionisti. Se noi questo stesso prototipo della Visodent che diceva lui fosse stato gestito dai medici, con 2/3 i componenti di questa associazione almeno devono essere 2/3 medici, sicuramente non sarebbe successo quello che è successo, perché il medico, se viene praticamente coinvolto in prima persona, ha degli interessi sia deontologici sia dal punto di vista anche di risultati diversi dal commerciale, quindi è il modello che è sbagliato. Si può sempre compensare, però bisogna lavorarci sopra e non lasciarlo troppo in mano agli imprenditori spregiudicati. Volevo aggiungere e sottolineare, evidenziare, probabilmente si può aiutare però l'utente, certo, con un'informazione corretta. Questo l'abbiamo fatto anche, specialmente noi l'abbiamo fatto per quanto riguarda la medicina estetica. C'è questo boom della medicina estetica, sapete che le specializzazioni in chirurgia plastica, dermatologia sono le più richieste, a differenza di altre che sono ormai un pochettino trascurate, che sono quelle dell'urgenza eccetera, per cui in questo boom di medicina estetica tutti si sono messi a fare medicina estetica. E allora cosa abbiamo fatto noi come Ordine di Catania? Abbiamo fatto un registro di medicina estetica, cioè il professionista che vuole fare medicina estetica si può iscrivere nel nostro registro, chi vuole, l'utente, va nel nostro sito e cerca i medici estetici che sono inseriti nel registro. Se sono inseriti nel registro hanno quantomeno dei requisiti molto stringenti e quindi c'è molta meno possibilità di trovare l'avventuriero. Quindi ci sono i mezzi, è che c'è troppo fervore e troppo internet, per cui la gente... Si smanetta tanto e si vedono delle cose magari che sono fuorvianti, che ci portano abbiamo visto l'ultimo il servizio su quello che è successo purtroppo qualche giorno addietro a Roma, questo studio medico. Solo guardando la scala per accedere a quello studio medico c'era da inorridire, e invece ci sono dei requisiti che proprio la regione siciliana, che su questo ha legiferato bene, sono molto stringenti e quindi danno delle garanzie migliori per poter evitare determinate cose. Vorrei andare da Marcone per dire che a questo punto però
servirebbero forse ulteriori controlli. A un certo punto, quando spuntano catene come quella di cui abbiamo parlato, Visodent o altre, forse sarebbe il caso di intervenire e andare a verificare se ci sono i requisiti, oppure di queste cliniche che spuntano all'improvviso, o pseudocliniche, studi mascherati da cliniche, forse bisognerebbe fare degli accertamenti, maggiore attenzione. Sì. Sicuramente. In questo momento noi chiederemo anche, arrivato a questo punto, un registro nazionale o regionale di queste cliniche. Noi non sappiamo realmente quante cliniche operano nel nostro territorio. Sappiamo solamente i direttori sanitari che ci comunicano all'ordine l'apertura o la loro carica in queste strutture. Purtroppo questo è un vulnus della legge, e ritorniamo al discorso che dicevate poc'anzi. C'è poca tutela del cittadino, perché naturalmente il cittadino è lasciato in balia di una pubblicità che viene fatta da queste strutture con metodi concorrenziali. Una pubblicità molto accattivante, con la gratuità, con sconti, con promozioni, e che sicuramente fanno breccia sul cittadino. Naturalmente quando questi cittadini vanno in queste strutture, perché la visita è gratuita, la prima visita è gratuita, a loro viene proposto un piano terapeutico che con un finanziamento tramite una società esterna. Il finanziamento viene attivato subito, i soldi del finanziamento vanno alla struttura e naturalmente il paziente può restare, come è successo in questi casi, senza cure effettuate o naturalmente con cure in corso d'opera. E alla luce di questa situazione sicuramente chiediamo anche alla politica in questo caso, e anche a quegli enti preposti, parlo dell'antitrust, dell'autorità garante della concorrenza del mercato, di obbligare queste strutture ad avere, così come esiste l'assicurazione sulla malpractice, anche un'assicurazione obbligatoria a garanzia di restituzione del denaro se queste strutture falliscono, smettono di lavorare. Vorrei di nuovo tornare in studio con il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, il dottore Saggio. Le notizie però che molto spesso la cronaca ci riporta in qualche modo scoraggiano e sfiduciano i pazienti che dovrebbero rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche. Le liste di attesa sono un problema serissimo. Scandali nella sanità si susseguono continuamente. Allora diciamo che il cittadino deve poter ritrovare fiducia nell'istituzione sanità. E la fiducia la può trovare sicuramente facendo sempre riferimento al professionista. E il rapporto, l'alleanza tra medico e paziente è indispensabile. Effettivamente si è un pochino persa questa alleanza, sia perché ci sono queste società, come diciamo, che si interpongono tra il medico e il paziente, sia perché l'ospedale effettivamente ritarda la sua risposta. Quindi bisogna ritrovare questo rapporto, che non è difficile da ritrovare. Ci sono un pochino di buona volontà, però anche il cittadino deve metterci un po' di se stesso. Lei faccia un'idea, se lei ci ha badato questi problemi, per esempio per quanto riguarda la medicina estetica, e questi incidenti che ci sono stati, non vorrei essere di cattivo augurio, in Sicilia non si verificano, e si verificano sempre in altre parti d'Italia, e i nostri pazienti vanno lì a farsi poi trattare male, eccetera. Perché devo dire che in Sicilia, dal punto di vista di riferimenti normativi regionali, sono fatti bene. Quindi per fare la medicina estetica come si deve fare, in Sicilia si può fare con delle regole stringenti che poi praticamente consentono di evitare gli errori e gli incidenti che ci sono stati. Mentre in altre regioni, purtroppo il nostro discorso nazionale dell'articolo 5, in cui c'è una sanità per ogni regione, per esempio Calabria, Lazio, eccetera, hanno delle normative molto lasse, per cui chiunque può fare qualsiasi cosa. Che poi qua praticamente il dirimente è il famoso discorso del lago. Se c'è il lago diventa una struttura veramente ambulatoriale seria, con dei requisiti normativi importantissimi, con presenza di specialisti, eccetera, quindi ti dà delle assicurazioni. Lì dove non c'è il lago si può fare quello che si vuole, però dove c'è il lago c'è il pericolo.
quindi bisogna attenersi, e devo dire che da questo punto di vista abbiamo dei riferimenti normativi regionali, non glieli leggo, molto stringenti e molto buoni, bisogna però rispettarli. Allora, noi ci auguriamo, il tempo è quello che è, pochissimo davvero, è finito per stamattina, ci auguriamo però di poterci incontrare, perché il tema della sanità, la sanità a rivoli praticamente da ogni parte e tocca la vita di tutti noi a 360 gradi. Spero magari di poter riaffrontare questo tema, magari parlare di cose positive, perché abbiamo parlato, diciamo, di aspetti quasi esclusivamente negativi, non legati solo al servizio sanitario pubblico. Attenzione, perché molte volte questi incidenti, queste brutte esperienze si verificano in studi privati che, come dicevamo prima, non hanno le autorizzazioni, sono abusivi, diciamo così come stanno le cose, sono abusive. Allora cercheremo di magari affrontare e dire che cosa funziona, che cosa si è fatto. Sì, voi siete importanti in questo, avete un ruolo importante. Quando fate il vostro telegiornale, in mezzo a tutte queste notizie nefaste, ogni tanto infilarci un po' di buona sanità che c'è, solo che fa meno notizia. La buona notizia non fa notizia. Grazie allora al dottore Giampaolo Marcone, buongiorno, grazie per essere stato con noi, presidente della commissione Albo Odontoiatri di Catania. Grazie al dottore Alfio Saggio, presidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Ci fermiamo ancora e poi parleremo di legalità, di Vela e Salute, una bella esperienza che coinvolge anche in questo caso i giovani e non solo. A fra pochissimo, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso, come anticipato, parliamo di Vela e Salute, parliamo di legalità che viene portata anche in mare. Mettiamo questo modo di dire. Buongiorno ad Agatino Catania, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Che è il delegato della Lega Navale Italiana, giusto? E poi anche Roberto Risi, che invece è responsabile dell'unità di talassemia dell'Arnas Garibaldi di Catania. Buongiorno. Allora, c'è una bellissima iniziativa, che coinvolge tantissime persone, ragazzi, giovani, 150 volontari. Che cosa state facendo? Che cosa puntate? Qual è l'obiettivo di questo vostro percorso in mare? Sì, siamo ormai alla terza edizione di Vela e Salute. Vela e Salute è un progetto di inclusione totale, è un progetto solidale che viene svolto con delle imbarcazioni che sono già state confiscate dall'autorità giudiziaria e affidate alla Lega Navale Italiana, e le 13 strutture periferiche della Sicilia orientale, che io coordino come delegato della Lega Navale Italiana in Sicilia, si impegnano attivamente con i propri soci per promuovere questa attività di inclusione totale. Stiamo vedendo delle immagini alle spalle, adesso magari andranno anche a schermo pieno. Esattamente, con queste imbarcazioni cerchiamo di abbattere quelle che sono le barriere di ordine sociale, fisico ed economico, perché il mare deve essere assolutamente di tutti, come di fatto facciamo da 128 anni nel Paese, grazie appunto all'impegno della Lega Navale Italiana. A questo messaggio di inclusione globale inseriamo nella terza edizione di Vela e Salute, che ricordo essere una attività progettuale all'interno della campagna nazionale più ampia di Mare di Legalità, che lo scorso 28 giugno del 2024 è stato presentato a Ostia davanti al Presidente della Repubblica. Ecco, in questa progettualità inseriamo due messaggi importanti: quello della legalità, perché sono imbarcazioni che prima erano, diciamo, dedite al malaffare e oggi hanno una nuova vita fatta di legalità, e quello della prevenzione sanitaria. E la prevenzione sanitaria ci arriviamo subito con il responsabile dell'unità operativa di talassemia dell'Arnas Garibaldi, dottor Roberto Lisi. Buongiorno. Che cosa avete in mente di fare? So che ci sarà un momento conclusivo di queste due mini crociere, possiamo definirle così, uno che parte da Capodorlando, l'altro che parte da Pozzallo. Sono già partite. Sono già partite, però si ritroveranno lungo, diciamo, il versante orientale della nostra isola. Bene, grazie. Abbiamo questa sinergia meravigliosa con la Lega Navale Italiana. Questo mondo della vela si unisce al mondo della salute in un percorso di salute. Tocchiamo diversi porti dove parliamo di prevenzione della talassemia e di promozione della donazione del sangue, due capisaldi importanti che riguardano la salute proprio della regione Sicilia.
I portatori di talassemia, o meglio, i portatori sani di questa mutazione sono circa il 6%. Il 6% in medicina è un numero alto, è una percentuale alta. Dall'unione di due portatori sani può nascere un bambino malato di talassemia che ha bisogno circa ogni 15-21 giorni di trasfusioni di sangue. Per dare dei numeri, perché così abbiamo contezza di ciò che sta accadendo, soltanto all'ospedale Garibaldi si consumano all'anno 12.000 unità di sangue per le varie attività. Il 50%, cioè circa 6.000 unità di sangue, sono destinate al trattamento dei pazienti con talassemia major. Questo è un dato estremamente importante. Altro dato invece di buona sanità è che la Regione Sicilia offre gratuitamente a tutte le bambine e le donne in età fertile lo screening per effettuare gratuitamente lo studio per sapere se si è portatori di talassemia. Questo è un momento importante perché si può in qualche modo, diciamo, intervenire, cercare di prevenire, che la prevenzione poi è fondamentale in tutte le nostre, in tutte le nostre attività. Allora, torniamo di nuovo al mare. Abbiamo parlato un attimo di medicina, torniamo di nuovo al mare. Certo. Il momento clou di questo, diciamo, percorso? Il momento clou di fatto si articola nei 10 porti che toccheremo. Incontreremo ragazzi fragili, incontreremo ragazzi studenti, associazioni. Grandissima e molto bella è la partnership con il Consorzio Siciliano di Riabilitazione che ci sta sempre molto vicino e con i quali facciamo un'attività molto intensa. In ogni porto toccato porteremo in mare i ragazzi, porteremo studenti malati di varie patologie per cercare di dare loro veramente una giornata di relax, magari vedere un orizzonte nuovo, cercare di avere una forza nuova e rinascere nel mare. E il clou sarà ovviamente il momento di giorno 20 in Narnas Garibaldi per il convegno, ma il 21 ci sarà il rendezvous di questa navigazione a staffetta. Le imbarcazioni provenienti da Pozzallo, toccando i porti, arriveranno a Catania e quelle da Caporalando parimenti. Saremo in 7 imbarcazioni della legalità, imbarcazioni che peraltro sono intitolate a vittime della criminalità, perché non bisogna mai cadere nell'oblio e dimenticare coloro che si sono davvero immolati per i valori di legalità. Quindi ci troveremo a Catania in Capitania di Porto giorno 21 per la giornata conclusiva e quindi una grande festa con i giovani. Io vorrei parlare del congresso invece di giorno 20 perché là chiaramente darete, sicuramente traccerete un bilancio. Prima ci ha dato qualche numero, però tenere alta l'attenzione, accendere i riflettori su questa malattia che probabilmente magari ad alcuni di noi sembra lontana, lontanissima, però magari è nascosta, non la vediamo. Assolutamente. Intanto mi piace ricordare come talassemia deriva da talassa, cioè da mare, quindi è estremamente congruo questo collegamento con la Lega Navale. E i numeri che dicevamo è nascosta sì, ma consideriamo che in Sicilia ci sono 1/3 di tutti i pazienti d'Italia, 2.700 persone a cui ruotano attorno famiglie che vivono questo dramma e oggi noi abbiamo per fortuna, grazie alla scienza, grazie all'impegno dei professionisti sanitari, una cosiddetta prognosi aperta. Vuol dire che queste persone vivono e hanno una sopravvivenza, vedremo fino a quando. Noi abbiamo i primi gruppi di persone, le coorti che arrivano all'età di 60-65 anni, ma la scienza oggi ci dice che andremo avanti. E proprio parlando di scienza del convegno ci confronteremo tra specialisti del settore per fare il punto su ciò che è stato fatto, su ciò che facciamo e ciò che la scienza ci sta per offrire nel brevissimo periodo. Parliamo di farmaci innovativi, ma parliamo anche di terapia genica. Allora, grazie, in bocca al lupo. Fateci sapere. Buon vento a tutti. Buon vento a tutti, grazie. Ad Agatino Catania, che è il delegato della Lega Navale Italiana, contrammiraglio lei. Sì. Ecco. E grazie anche al dottor Roberto Risi, che è responsabile della talassemia del Narnas Garibaldi di Catania. Ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco, restate con noi perché ancora abbiamo tanto da proporvi. Il 13 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dell'albinismo.
La ricorrenza è stata istituita a dicembre del 2014 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per difendere i diritti delle persone che convivono con questa condizione. Ricordiamo che l'albinismo è una malattia rara, ereditaria e non degenerativa che consiste nella ridotta o mancata produzione di melanina. Ciò provoca un incarnato pallido più vulnerabile ai danni causati dai raggi solari, in particolare allo sviluppo di tumori alla pelle. Una delle sostanze tossiche più diffuse nella fauna acquatica è il mercurio, che oltre a creare problemi agli animali può anche fare danni a noi umani. Ridurre i livelli del mercurio nel pescato quindi è una priorità per l'industria alimentare. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Global Challenges propone un metodo semplice, efficace e poco costoso che prevede l'aggiunta al packaging del tonno di una soluzione contenente cisteina, un amminoacido che si lega molto facilmente al mercurio, assorbendolo dal pesce e ripulendolo. E venerdì allora, come sempre, con Marco Amato, le previsioni per il fine settimana. Cosa ci dicono le stelle? Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Bene, oggi questo weekend che vi racconto con grande entusiasmo perché è un weekend da luna in acquario, la luna delle sorprese, la luna degli amici, coinvolgente e che ci riserva un weekend alquanto sorprendente. Vediamo come Ariete e per voi quando la luna in acquario questo weekend sarà segnato sicuramente proprio dalla compagine amicale, dal gruppo, dalla squadra, quindi qualunque iniziativa farete in maniera collettiva sarà assolutamente riuscita. Ottimo in amore. Toro, la luna in acquario, la luna invece per voi di quadratura farà sentire un po' stanchi, quindi cercate di rilassarvi e soprattutto di non disquisire troppo il cervello con i partner gementi. Per voi questa è una luna di trigono, una luna ispirante, una luna che vi porta a progettare le cose più ambiziose. Avrete tutto il weekend per pensarci. Cancro, quando la luna è in acquario si accendono i sogni e anche il futuro. È un po' divinato, nel senso che che simpatia per i Cancro. Leone, questo weekend oggi inizia con una luna che da Capricorno passerà in Acquario, per cui probabilmente ci saranno tutta una serie di eventi che metteranno voi a confronto con gli altri, non in maniera competitiva, ma volta a capire la misura delle relazioni. Vergine, per voi una certa area di meccanicità, avete bisogno di amare anche in questo weekend di relax sicuramente, ma in cui non volete nessun tipo di intromissione né di interruzione. Bilancia, un weekend decisamente che rappresenta un toccasana perché avevate bisogno voi Bilancia di un weekend romantico, affettuoso e passionale e beh l'avrete. Scorpione, un weekend di quadratura con una luna così sorprendente che forse vi scombinerà un po' i piani, portate pazienza. Sagittario, per voi un weekend molto comunicativo, pieno di novità, pieno di iniziative, proprio perché la luna sarà assolutamente compatibile. Capricorno, un weekend che mette davanti a voi l'evidenza dei fatti affettivi, per cui chi vi ama, chi non vi ama, chi vi ama di più, chi non vi ama di meno, del resto a voi piacciono le gerarchie. Acquario, siete i protagonisti di questo weekend con questa luna che con Plutone vi stimola molto, ed è un ottimo periodo creativamente parlando, ma questo weekend in particolare sarà un weekend molto passionale. Qualcuno dichiarerà i propri sentimenti nei vostri confronti. Pesci, una luna assolutamente empatica, una luna magica per voi in questo weekend che potrebbe pure suggerire l'idea giusta per svuotare in un ambito a cui tenete veramente moltissimo. Questo auguro a tutta la Sicilia, a tutto lo Stato Sicilia uno splendido weekend.
Grazie Marco. Adesso, prima di vedere gli appuntamenti in Sicilia, un'ultima ora che è stata appena battuta dall'agenzia. La gestione degli appalti nella sanità siciliana sarebbe stata in mano ad un comitato d'affari criminali composto da dirigenti pubblici, lobbisti, imprenditori del settore di livello nazionale e loro collaboratori legati da contiguità con esponenti politici di rilievo. L'ennesimo scandalo in un settore più volte finito nel mirino degli inquirenti è stato scoperto dalla Procura di Palermo, che ha chiesto e ottenuto dalla GIP misure cautelari per 10 indagati. Nella richiesta i magistrati che ipotizzano una turbativa d'asta di gare per 130 milioni e parlano di una sanità affetta da una corruzione sistemica. Particolari nei nostri telegiornali. Adesso il fine settimana, negli ultimi minuti, diciamo così. Sì, vediamo sul sito di ANSA.it, naturalmente stiamo seguendo l'evoluzione della guerra in Medio Oriente con questo nuovo fronte che si riapre tra Israele e l'Iran. Nella notte ricordiamo Israele che attacca appunto l'Iran, raid sui siti nucleari, gli Stati Uniti che continuano a dire noi non siamo coinvolti in questa azione di Israele, Teheran lancia 100 droni, questa è la risposta appunto dell'Iran. Possiamo dire però che l'esercito israeliano ha iniziato a intercettare questi droni fuori dallo spazio aereo di Israele. Questo è quanto rende noto uno dei funzionari militari dell'IDF. Beh, ricordiamo anche che la difesa di Israele è una delle migliori poi anche al mondo. Uccisi intanto il consigliere politico di Khamenei, il capo di Stato Maggiore e alcuni scienziati. Trump convoca un vertice di governo, Israele intanto chiude lo spazio aereo. Netanyahu dice colpito il cuore del programma nucleare iraniano. È questo il punto, perché attaccare l'Iran? Perché l'Iran non può avere la bomba atomica, questo in sostanza per lo ha detto anche Trump, sintetizzare. Esatto. Intanto però vediamo anche le ripercussioni sull'economia mondiale. Intanto la borsa, il mercato asiatico chiude in calo con l'attacco appunto di Israele all'Iran, mentre invece veniamo al nostro paese alle 9 Milano apre in calo dell'1,38%. Ricordiamo che è già schizzato il prezzo del petrolio è quasi a $80 al barile e sale anche del 4% il prezzo del gas, quindi insomma vedremo poi tutte le ripercussioni sotto i vari aspetti di questa nuova escalation di guerra. Bene, grazie a Emanuela, ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana tutti con Buongiorno Sicilia, ci fermiamo qui almeno per oggi e adesso vi lascio come sempre in musica. A tutti felice fine settimana.